Riconoscimento per Ancilla D'Agostino in Henninger a Ushuaia, la città più australe dell'Argentina che ha voluto visarsi de pioniere furlane. Ancilla D'Agostino in Henninger emigrate a di grions di sedean de torre ai 7 di lui di che avresse compiti cent'anni. Ushuaia, la città più australe dell'Argentina, ha voluto visarsi de pioniere furlane Ancilla D'Agostino in Henninger, emigrate di grions di sedean de tor ai 7 di lui di che avrebbe scompiti cent'anni. E è stato scoperto una targhe memorative in suo onore, come una strada de citate porta il suo nome. E è la ultima pioniere del 610 famiglie italiani arrivati sintetiere dal Fuche ai 20 di ottobre dal 40 voto di Genue con le imprese borsari dirette a Ushuaia, una ex colonia penale. Che si immigrati hanno avuto un ruolo fondamentale in te Costituzione e nel sviluppo delle città. Ancilla è stato fondatore, primo presidente del Fogolar Furlan di Ushuaia, nasciuto nel 1993. Il figlio Carlos e la niece Marilina Henninger hanno detto grazie al comune per il riconoscimento e hanno visato il lavoro sempre fervente di Ancilla in tal la sa conoscenze e tradizioni. E ieri sempre ieri accetta le delegazioni italiane e furlani in visita ai città e ha organizzato la terza edizione del progetto Emigranti in Chiam Scuole Ushuaia 2003, riconosciuto interesse culturale e sociale de citate. Per memorare Ancilla, la società italiana di Ushuaia, che di che è stata anche fondatore, e ha creato una mostra in suo onore. In tessuage des fiestis per l'anniversario numero 74 in sede dal Fogolar Argentina è stato presentato il libro Centri Furlani di Santa Fe, il suo passato e il suo presente sia i protagonisti di Maria Luisa D'Angelo, professore di geografie e magistri in didattiche, che ha fatto anche parte del consiglio direttivo. Il libro è una raccolta di fotografie e storie delle culture furlane in città di Santa Fe. Alleva da Urde Solmis che i primi migranti hanno lasciato in costruzione dei palazzi e in vite quotidiane. Il libro è stato declarato di interesse della Camera dei Deputati della provincia argentina di Santa Fe. In questa occasione è stata presentata la corale dal Centri Furlan e è già una tradizione la Fiesta de Polente che si celebra ogni anno per celebrare l'anniversario del Fogolare. Numerosi partecipanti con tanti rappresentanti dei Fogolari di Argentina e Uruguay, Gustavo Ortusio Bigot, de Società Furlane di Paranà e Bernardo Zani, de Famè Furlane di Montevideo, ricevute con affiette dal presidente del Centri Furlan, Daniel Gon. Elio Gon con la sua famè di Ainscia l'opera all'ingegnosa impresa per cucinare la polente. I frus del Fogolara serviscono l'aperitivo ai partecipanti al calore del fuoco. Il momento più spietato è l'arrivata de polente che il presidente al taglio col spali da urde tradizione, formando una croce in segno di benedizione. I nonnos approfittano dal momento per lasciare nevose tradizioni furlanis. Hoy vamos a comer polenta en la friolana. Así se hace la polenta. E la polenta è stata protagonista anche a Rosario, vierte a tutta la comunità, la polenta di amicizie e cerca di mantenere vivi le tradizioni furlanis con un piatto semplice ma con daur storie e affiette, simbolo di chiase, di ridris e di riunioni familiari, che il sapore che al passo delle generazioni, che svicina ai tieri di nascite, che si ben lontane e resta tan presente in tei corsi. Di 72 anni la famiglia furlana di Rosario con Maria Veronica Cominotti è un po' di inquintri perché che assinti a vivi la cultura furlane. Queste fieste e reclame un anno da che l'altri persone di Rosario e contorse in che arriva per condividere la bre, per chiatarsi, per celebrare l'amicizia e l'eredità culturale che gli unisce. Più che un avvenimento è una tradizione vive, un momento di inquintri, un mute per di mandi culture. Gnovis dal Montal va in feris, l'appuntamento al torno a settembre, Gnovis invece us dà appuntamento a domani, mandi e buone serate.